Alla stazione di rifornimento di Duino sul raccordo autostradale torna l'incubo degli incendi sul Carso, treni bloccati e autostrada chiusa da e per Trieste in una giornata già difficile per l'esodo da Bollino Nero. Prima conta dei danni in Val di Fassa dopo l'alluvione lampo che ieri ha colpito la zona, costringendo all'evacuazione oltre 100 tra residenti e turisti degli hotel. Resta chiuso il tratto di statale 51 dopo la frana di Cortina, detriti rimossi, ma le piogge fanno temere un altro smottamento. Intanto ieri sera in Comelico un gruppo scout soccorso nelle vicinanze di un torrente in piena. La comunità di Longarone è commossa ai funerali del bimbo di 2 anni morto per un'intossicazione sulla quale si sta ancora cercando di far luce dopo il ritrovamento di droga in casa, presenti anche i genitori. Il papà è indagato. Sicurezza e degrado a Mestre. In un video sbandati in pieno centro aggrediscono verbalmente i carabinieri. Residenti e commercianti dicono togliere le panchine non è una soluzione. 155 viti tagliate nel vigneto di un agricoltore di Conegliano alla vigilia della vendemmia. Il raid denunciato su Facebook dal vice sindaco Toppan che attacca Vigliacchi. Veneti sempre più fragili dopo 2 anni di pandemia. Mozione della minoranza approvata dal Consiglio regionale. Nasce la figura dello psicologo di base. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3. Proprio nella nostra regione ha avuto gravi ripercussioni l'incendio al bosco della stazione di rifornimento di Duino sul raccordo autostradale. Sono riprese dunque le fiamme sul Carso, torna l'incubo incendi a una settimana dai roghi che hanno devastato quella zona. Stazione di Duino evacuata, treni bloccati, autostrada chiusa da e per Trieste. Torna l'incubo degli incendi, fiamme nel bosco alle spalle della stazione di rifornimento di Duino, subito evacuata e interdetta al pubblico. Il rogo, forse provocato dallo sfrigolio dei binari e passaggi dei treni sopra la stazione, è scoppiato alle 12:15. Nel giro di mezz'ora dall'inizio dell'incendio è stata chiusa la ferrovia, poco dopo anche il raccordo autostradale, prima in direzione Venezia, poi anche in direzione Trieste, con deviazione del traffico dalla barriera dell'Isert alla strada statale. Sul posto la Polizia di Stato, Protezione Civile, con 11 squadre operative, con 38 volontari e 21 mezzi, più altre 5 squadre dei vigili del fuoco, 3 gli elicotteri impegnati a domare le fiamme e un Canadair arrivato da Genova. Particolare preoccupazione per i cittadini di Duino Alta che hanno visto il fumo e le fiamme lambire le proprie case. In particolare il fuoco ha quasi raggiunto una bombola di GPL nei pressi di un'abitazione. Qualora fosse successo poteva essere una strage. Come informa lo stesso vice sindaco di Duino, Mitia Petelin, è stata emanata un'ordinanza che invita gli abitanti a restare a casa, obbligo di indossare la mascherina FFP2 e l'invito a chiunque di non recarsi in quelle zone, Sistiana, Duino e San Giovanni. Non è stato necessario invece evacuare gli abitanti della zona. Un nuovo rogo a una settimana di distanza dallo spegnimento del fronte sul vallone di Gorizia, che ha mandato in fumo 3.700 ettari di bosco tra Italia e Slovenia, che ha subito fatto risalire l'ansia tra i residenti della Venezia Giulia in quella che è già stata ribattezzata l'estate degli incendi. Immagini davvero impressionanti. Intorno alle 16 è cominciato a piovere su Trieste e zone limitrofe. Il fenomeno potrebbe contribuire naturalmente a favorire il lavoro di vigili del fuoco e di tutte le altre forze in campo che da ore sono impegnate nello spegnimento dell'incendio divampato sul Carso nella zona, lo abbiamo visto, di Duino. E questo è un sabato che era stato annunciato da Bollino Nero per l'esodo estivo. 4 chilometri di coda alla barriera dell'Isert, autostrada bloccata a causa dell'incendio alla stazione di rifornimento, lo abbiamo visto, di Duino Nord. Traffico da Bollino Nero per le ferie d'agosto in tutta Italia. Qui siamo alla barriera dell'Isert, lunghe le code per accedere al casello. Gli stessi operatori stanno deviando il traffico nelle varie corsie per evitare che si ingolfi. Questa è la situazione dal casello dell'Isert. 4 chilometri di coda alla barriera dell'Isert in entrata a Trieste, turisti stranieri italiani in viaggio per le vacanze. Le file chilometriche però sono aumentate ancora di più a causa dell'incendio divampato alla stazione di rifornimento di Duino Nord. Da mezzogiorno e mezzo in poi le auto sono state deviate sulla strada statale per poter continuare il viaggio. Sono 4 le giornate previste da Bollino Nero in questa estate, lo scorso 30 luglio, oggi sabato 6 agosto e i prossimi sabati del mese, il 20 e il 27. Noi veniamo da Sassuolo, Modena, Sassuolo, il paese delle piastrelle. In vacanza?
Sì, andiamo in Slovenia, andiamo a Portros. Tanto traffico avete trovato, è bollino nero in tutta Italia. Diciamo che fino a qua non è andata male, fino a qua siamo andati abbastanza bene. Abbiamo fatto gli ultimi, questo pezzo qua molto impegnativo. Buongiorno, qui in vacanza? Sì, Avete trovato tanto traffico però. sì, abbastanza. Da dove venite? Da Padova. In ferie con quest'estate da bollino nero per le autostrade? Sì, è un inferno, però visto che siamo in ferie, con calma, pian pianino, senza fare incidenti, ci arriveremo. Da dove venite? Milano, Dove andate? Trieste oppure Slovenia? Trieste. No, we are from Switzerland. Ah, from Switzerland. Ah, ok. Do you speak Italian? My girlfriend speak Italiano. Un po'? Avete trovato tanto traffico, a lot of traffic? Sì, adesso sì, c'era un po', però mi sembra solo per quello, no? Sì. No, sennò siamo partiti da dove? Kärnten, dall'Austria. Italiano is bello, ma rapidito peaggio is not magnifico. Troppo traffico. Poco traffico, intenso traffico. Regolare, muy not passabilité. E traffico molto intenso in questo primo fine settimana di agosto anche altrove. Tra Padova e Venezia un incidente ha provocato in mattinata 3 chilometri di coda, ma sostanzialmente il piano per l'esodo estivo ha funzionato. Secondo i sensori di CAV, concessioni autostradali venete, sono stati quasi 21.000 i mezzi che tra le 6 del mattino e mezzogiorno hanno percorso il tratto autostradale tra Padova Est ed Arino in direzione Trieste. Verso Milano sono stati quasi 16.000. Dati che si sono ripetuti anche nel pomeriggio e che confermano la previsione di un traffico agostano da bollino rosso, intenso ma ordinato, complicato solo da un tamponamento tra due auto con un ferito lieve prima delle 10 nei pressi dello svincolo per la A13 verso Bologna. Ma grazie al piano per l'esodo estivo l'intervento di pronto soccorso era già stato distaccato a Padova Est ed è intervenuto in breve tempo risolvendo la situazione in mezz'ora. A causa del traffico intenso comunque l'incidente ha provocato fino a 3 chilometri di coda. È il primo pomeriggio il momento nel quale sulla rete autostradale gestita dal CAV si registra il maggior numero di transiti, circa 3.800 all'ora in direzione Trieste. Ma questa rete autostradale è in grado di reggere un traffico che può arrivare fino a 5.500 passaggi all'ora. Da domani si prevede una situazione di traffico simile ma in direzione Milano a causa dei rientri, con traffico che si prevede sostenuto specie nel pomeriggio sera e fino a lunedì mattina, dove andrà a sommarsi alla ripresa dei transiti feriali e pesanti. Altro fronte, quello dell'ondata di maltempo e della bomba d'acqua in particolare che si è abbattuta ieri sera in Val di Fassa. Acqua e detriti su case, strade e hotel, evacuate oltre 100 persone tra turisti e residenti. Acqua, fango e detriti che si riversano sulla strada, la gente che urla e fugge. Immagini impressionanti della violenta ondata di maltempo che ieri sera si è abbattuta in Val di Fassa. In pochi minuti oltre 80 mm di pioggia si sono riversati tra Vigo e Pera di Fassa, con una punta massima di 108 mm a Pozza di Fassa, causando esondazioni, smottamenti e frane che hanno raggiunto abitazioni, hotel e auto in sosta. Oltre un centinaio tra residenti e turisti sono stati fatti evacuare da abitazioni, soprattutto a Vigo di Fassa, e da hotel a Pozza di Fassa, dove si sono registrati diversi cedimenti del terreno. Solo in tarda serata, dopo le perizie tecniche, i primi sfollati, una cinquantina di persone, hanno potuto far rientro a casa. A Campitello di Fassa e a Mazzin, vigili del fuoco e protezione civile al lavoro per liberare dai detriti strade e garage. Sul fronte della viabilità si è intervenuti per consentire la riapertura della statale all'altezza di Mazzin di Fassa e di Fontanazzo. Il traffico era stato deviato utilizzando un breve tratto di pista ciclabile. Questa mattina erano una ventina i residenti di Vigo di Fassa e Muncione ancora fuori dalle proprie abitazioni, meno di un centinaio invece gli ospiti di 2 alberghi e di un residence lambiti dalle colate di fango accolti temporaneamente dalla Croce Rossa. Nella notte erano state ospitate negli spazi della palestra comunale di Pozza 211 persone. Circa 40 sfollati di Campitello di Fassa sono invece già rientrati nelle proprie case.
case. Nel frattempo la strada statale 48 è stata riaperta mentre sono in corso di ultimazione i lavori di pulizia. Si è poi deciso, vista la sua instabilità, di procedere con le operazioni di brillamento del masso di circa 25 metri cubi a monte dell'abitato di Muncion. La situazione continua ad essere monitorata anche con l'ausilio di droni, mentre pompieri e volontari di protezione civile lavorano senza sosta per consentire anche agli ultimi evacuati di poter rientrare quanto prima nelle proprie abitazioni. E proprio il maltempo che ieri sera ha interessato anche la zona del Bellunese sarebbe all'origine della frana caduta lungo l'Alemagna, statale che rimane ancora chiusa al traffico. E oggi c'è stata anche l'ANAS insieme al mio assessore all'urbanistica, ai nostri tecnici, ma soprattutto l'ANAS a verificare la zona, quindi è monitorata. Per il momento la strada è chiusa e quindi di conseguenza comunque tutto il sistema di protezione civile e forze dell'ordine sono allertate. Nonostante il fondo stradale sia stato ripulito, l'Alemagna rimane al momento ancora chiusa al traffico. Sulla zona infatti continua a piovere, il timore che possano esserci altri smottamenti, considerando poi che le previsioni parlano nelle prossime ore di possibili bombe d'acqua. Siamo attenzionati dal punto di vista dell'allertamento di questa bomba d'acqua che sarebbe prevista, è logico che ci fa stare maggiormente ancora attenzionati, ma continuiamo a monitorare. Ieri sera poco prima delle 19 una frana ghiaiosa era caduta sulla statale 51 bloccando la circolazione in entrambe le direzioni. Vigili del fuoco e operatori ANAS hanno lavorato tutta la notte per rimuovere i detriti finiti sulla sede stradale in località Fiammes nei pressi di Passo Cimabanche in direzione Dobbiaco. Anche la pista ciclabile Fiammes Cimabanche è stata interessata dall'evento franoso e pertanto chiusa. In questa zona in un'ora sono caduti 72 mm di pioggia, precipitazioni che potrebbero essere all'origine della frana. Diversi automobilisti sono rimasti bloccati e hanno dovuto attendere l'apertura della strada nel parcheggio di un rifugio. I vigili del fuoco intervenuti da Cortina hanno verificato che non vi fossero mezzi coinvolti. Sul posto anche i mezzi movimento terra del comando di Belluno per liberare la strada. Sull'altro versante sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Auronzo e Dobbiaco. L'Alemagna era stata temporaneamente riaperta a senso unico alternato per far passare auto e bus bloccati, poi è stata nuovamente chiusa. Cortina rimane comunque raggiungibile sempre lungo la statale 51 nella direttrice che proviene dal Cadore. Cortina è raggiungibile sia dalla parte sud, che per il momento è tutto a posto, anche dalla parte del Tre Croci e sia dalla parte del Massarego, quindi siamo assolutamente aperti a tutti. Intanto permane fino a domani lo stato di attenzione per criticità idrogeologica nei bacini dell'Alto Piave, Piave Pedemontano, Alto Brenta, Bacchiglione Alpone e Adige, Garda e Monti Lessini per l'arrivo di temporali. Lo rileva il centro funzionale decentrato della Protezione Civile regionale. La giornata di domenica infatti sarà interessata da una forte instabilità, soprattutto sulle zone montane e pedemontane. E le precipitazioni in montagna ieri hanno messo in difficoltà 2 gruppi scout, uno trevigiano di Vittorio Veneto, l'altro di Siena, tra il Comelico e Cortina. Paura ieri sera a Santo Stefano di Cadore per un gruppo scout di Vittorio Veneto messo in seria difficoltà dalle forti precipitazioni che si sono concentrate in zona. Una decina di scout tra i 24 e i 38 anni che avevano piantato le tende in Val Frison nelle vicinanze di un corso d'acqua sono stati sorpresi dall'ingrossamento del torrente e dal materiale che le acque hanno iniziato a scaricare. Sul posto sono arrivate squadre del soccorso alpino della Val Comelico e dei vigili del fuoco insieme alla Guardia di Finanza di Auronzo. La piena del corso d'acqua ha reso complesso l'intervento, 2 soccorritori sono dovuti risalire a piedi finché il livello dell'acqua si è abbassato così da permetterne l'attraversamento. Gli scout sono così stati riaccompagnati per 300 metri fino ai mezzi di soccorso e da lì al palazzetto dove hanno trascorso la notte. Disavventura sempre ieri sera per un altro gruppo di scout, questa volta di Siena, 11 tra i 18 e i 32 anni che stavano tornando a valle da Malga Grande Fanes per il maltempo. Bloccati da una frana sono stati raggiunti dai soccorritori di Cortina e ospitati in canonica. Nel pomeriggio cambiamo tema, nella chiesa di Fortogna l'ultimo saluto a Nicolò Feltrin, il piccolo di 2 anni morto giovedì scorso per un'intossicazione che i primi accertamenti collegherebbero alla sospetta assunzione di stupefacenti. Fiori bianchi, musica e una toccante filastrocca dei suoi genitori per l'addio al piccolo. Una
canzone ha accompagnato la piccola bara bianca durante l'entrata nella chiesa di Fortogna. Sopra il feretro una cascata di fiori bianchi. Tanti nel pomeriggio si sono riuniti per dare l'ultimo saluto a Nicolò Feltrin. Ad accompagnarlo familiari, amici, genitori stretti l'uno all'altra. Una tragedia che ha sconvolto un'intera comunità che ancora si interroga su quanto accaduto, ponendosi quelle che il parroco durante l'omelia ha definito domande radicali che aleggiano nell'aria. E la domanda radicale ha più o meno questa forma qui. Che cos'è questo che è successo? Un destino? Una punizione? Peggio ancora, una vendetta? Sono tutti sospetti. Il parroco ricorda l'amore di Nicolò per la musica, passione trasmessa dai genitori che ancora prima che venisse alla luce cantavano al loro piccolo Buffalo Bill di De Gregori, e poi il suo sorriso e la sua grande generosità. Per esempio era capace di rinunciare a un biscotto per darlo a un bambino che non ce l'aveva. E sempre i genitori dicevano: ci ha fatto vedere le cose belle e semplici della vita. Quella felicità espressa nei piccoli gesti, come il gioco che il bimbo amava fare con le dita del papà. E papà diceva: mi ha insegnato che un dito gli bastava per essere felice. Nicolò e la sua luce che mai si spegnerà. Siamo figli della luce. E Nicolò splende così sulla nostra vita. Facciamo in modo che questa luce ci guidi sempre. Alla fine toccante la filastrocca dedicata al loro piccolo angelo dai genitori. Incontrerò l'amore. Te lo giuro, te lo auguro e te lo giuro. Fermati. Da chi ti vuole spogliare. Che l'amore per me assomiglia molto a qualcuno che ti tiene la fronte mentre tu vomiti i giorni più duri. Allora vado. Allora vai. Dall'ultimo saluto al piccolo Nicolò a quello ad Andrea, in 800, in gran parte giovanissimi, ai funerali del ragazzo di 19 anni di Corte di Piove di Sacco, morto la scorsa settimana in un incidente stradale in Croazia. Gli amici tantissimi, tutti rigorosamente in nero. I fiori, tantissimi pure quelli, però quasi tutti bianchi. Circa 800 persone, in gran parte giovani e giovanissimi, per l'ultimo saluto ad Andrea Bellingardo, il 19enne di Corte di Piove di Sacco, scomparso 7 giorni fa in uno scontro frontale mentre era in vacanza con altri amici in Croazia. Dentro e fuori la chiesa di Corte, canti e pianti, è inevitabile. Il Vangelo di Luca è quello della trasfigurazione di Gesù davanti agli apostoli. Andrea, invece, sottolinea Don Antonio Brugnolo nell'omelia, era un ragazzo autentico, vero, dolce. Il parroco, dopo averne elencato il percorso formativo in parrocchia, a Corte aggiunge perfino un aggettivo forse poco canonico, ma molto chiaro: coccolone. Forse perché Andrea andava più in cerca, forse perché era il destino che aveva già anticipato il futuro, ma no, il destino non esiste. Per mamma Marina e papà Massimo, per la sorella maggiore Beatrice e per le nonne di Andrea la realtà è durissima, inaccettabile. Andrea era una mia certezza, dice in un messaggio Beatrice, ora c'è il vuoto. Il feretro esce e ne segue un lunghissimo silenzio da parte di tutti. Pare che, come l'apostolo Tommaso, tra l'altro patrono di Corte, che non credette a Cristo risorto, il popolo che ha amato Andrea Bellingardo non creda che non ci sia più a soli 19 anni. Lasciamo questa pagina sicuramente dolorosa, parliamo di sicurezza e di degrado a Mestre, a tenere banco la questione rimozione panchine in centro città, con il problema che però non è affatto stato risolto, attacca Confesercenti.
Carabinieri importunati e aggrediti verbalmente da alcuni sbandati in centro a Mestre, proprio nel cuore della città, tra piazza Ferretto e piazza Barche, alle panchine di via Fratelli Rondina, occupate da gente senza fissa dimora, alcolizzati e tossici, tra cartoni di vino e bottiglie di birra a terra. Sono le 16 e l'ultimo sabato pomeriggio di fine luglio. Soltanto 11 secondi di filmato girato da una telespettatrice con il telefonino, in cui si vede chiaramente quanto i militari con le 2 gazzelle fisse in presidio tentino di arginare le ire alcoliche, o forse di altro ancora, dell'uomo con la maglietta gialla e del ragazzo proprietario dei 2 cani sempre alla sinistra del filmato. Non filmare però, intima nel frattempo un terzo ragazzo, la nostra telespettatrice. Siamo a 2 passi da dove a inizio settimana il Comune, per fronteggiare l'emergenza degrado, ha fatto rimuovere le panchine di via Zorzetto. Oggi sulla questione sicurezza in città interviene Confesercenti. Cittadini e commercianti pretendono programmi, non la cura ai sintomi del degrado, dice. La questione panchine è un problema che si è sviscerato in questi giorni. Io sono dell'idea che bisogna pensare alla qualità della città, alla vitalità della città, come dicevamo prima, e non ci sarà più bisogno di rimuovere le panchine. Una città senza panchine non pensa alla socialità anche di chi invece ha necessità di ritrovarsi chiacchierando seduto, alle famiglie con bimbi in pausa gelato durante una passeggiata, agli anziani. È chiaro che se non si risolve in altro modo, capisco le istanze di chi vive quella zona e vede tutta una serie di situazioni negative favorite dalle panchine, comprendo benissimo, però bisogna cercare di evitare questo se possibile, intervenendo anche nel breve termine in maniera diversa. Insomma, meglio pensare a rivitalizzare la città con iniziative partecipate da turisti e residenti, per non lasciare la città stessa in mano a chi, per scelta o per destino, si trova a vivere nel degrado, così sempre Confesercenti. Quindi tutte quelle persone che vivono gli alberghi per andare sostanzialmente a Venezia o si muovono a Mestre per affari, bisogna cercare di veicolarli nel centro cittadino della terraferma. Indignazione in queste ore a Collalbrigo di Conegliano per un raid vandalico ai danni di un agricoltore della zona. Ignoti alcune notti fa hanno tagliato ben 155 piante di vite. A poche settimane dalla vendemmia il grave episodio è stato denunciato su Facebook dall'assessore comunale Claudio Toppan. Quello che non vorresti mai vedere, ben oltre l'inciviltà, ha scritto Toppan, anche nella pacifica comunità di Collalbrigo, dove tutti si conoscono, si aiutano e vige il sentimento di amicizia e rispetto, accade l'imprevedibile. 155 piante di vite sane in piena produzione, nonostante la siccità e la flavescenza dorata, sono state recise da ignoti, protetti dalle tenebre di una notte di inizio settimana. Un anno di lavoro, siamo circa a 4-5 settimane dalla vendemmia, azzerato da una vile e sconsiderata azione di persone senza scrupoli e moralità, scrive. Tralasciando l'aspetto economico, rimangono le scorie emotive e la rabbia in chi subisce tale gratuita vigliaccata. Sia ben chiaro che non esiste motivazione che regga, così scrive Toppan. Siamo alle elezioni politiche. Gazebo al mercato di Treviso questa mattina per Unione Popolare, che raggruppa alcune forze di sinistra e ha già scelto nel territorio i candidati. È una forza che va ad unire la sinistra d'alternativa, Rifondazione Comunista, Potere al Popolo, Luigi De Magistris, che sarà il capo politico a livello nazionale, e il gruppo parlamentare Manifesta, appunto il gruppo parlamentare uscente delle 4 deputate e della senatrice Núñez. Tra i primissimi a dare il via alla campagna elettorale Tra la gente, i rappresentanti di Unione Popolare, forza di sinistra alternativa ai due poli, che presenta i candidati dei collegi territoriali. Dai trevigiani Gabriele Zanella e Lucia Tundo, entrambi di Rifondazione Comunista, ai sindacalisti Bruno Ferrara, RSU della Zanussi, e la veneziana Monica Coin, RSU CGIL, all'Ispettorato del Lavoro. I punti fondanti sono in primo luogo la pace, lo stato sociale, la cura, il lavoro, l'ambiente, la riconversione ecologica in termini veri. Una virata ecologica è uno degli elementi necessari
Poi se vogliamo guardare i problemi territoriali ce ne sono tantissimi, dal trasporto pubblico alla gestione comunque sociale, tutto l'insieme, perché sono comunque tutte questioni collegate fra loro, sia da prendere in mano, perché è difficile pensare per esempio a una riorganizzazione anche scolastica senza ripensare a una riorganizzazione appunto del trasporto, senza prendere in mano le enormi problematiche del lavoro che abbiamo in un sacco di distretti qua della provincia. Tutelare le fasce deboli della popolazione, offrire ai lavoratori condizioni adeguate nelle fabbriche, obiettivo ancora da raggiungere, come dimostrano gli scioperi di queste ore per le alte temperature negli stabilimenti. Sarebbe da fare degli investimenti seri in modo tale che chiunque, qualsiasi imprenditore, possa mettere in condizioni di lavorare in maniera tranquilla i propri lavoratori. Benessere della comunità che va di pari passo con la transizione ecologica. Per difendere l'ambiente e le persone che ci vivono ci vuole una risposta che sia svincolata dagli interessi finanziari. Quindi agenda Draghi no grazie, e quindi tutto quello che è contrario all'agenda Draghi noi lo portiamo avanti. Arriva la figura dello psicologo di base proposto dalla minoranza e approvato dal Consiglio regionale. Ne parla Elena Ostanel, che ha presentato la mozione. Approvata in Consiglio regionale una mozione proposta dalla minoranza per voce di Elena Ostanel e Giacomo Possamai a favore del benessere psicologico dei veneti e all'istituzione di un servizio permanente di psicologia delle cure primarie, la figura insomma dello psicologo di base. C'è un'estrema necessità di persone che riescono a prendere in carico la salute mentale dei cittadini e delle cittadine e soprattutto dei giovani. Inserire lo psicologo di base significa inserire una figura di questo tipo all'interno di equip territoriali di medicina territoriale con altre competenze, quindi medici che hanno altre specialità, ma accanto a questo si inserisce proprio la figura dello psicologo, che diventa appunto una figura pubblica che sta sul territorio e che si occupa di salute mentale. In Veneto è stata significativa la richiesta del bonus psicologo, un primo passo per rendere più accessibili a tutti le cure psicologiche. La salute mentale è sempre stata un tema appunto d'élite, cioè chi se lo può pagare, oppure chi non se lo può pagare semplicemente non diceva di averne bisogno anche per uno stigma sociale che c'è dietro a questo tema. In realtà non deve essere così, non è così. Ci vuole un supporto economico sia per le persone che non se lo possono appunto permettere. Il bonus psicologo io credo sia importante per andare in questa direzione, ma sarebbe importante che la platea fosse ampliata. Ci sono sicuramente tantissime persone che non hanno nemmeno fatto l'accesso perché sapevano che i fondi non erano sufficienti e quindi che non avrebbero avuto l'ok. La pandemia ha palesato come in molti abbiano bisogno di un supporto psicologico. La strada deve essere quella di garantirlo a tutti. Poter partire dalla regione con più finanziamenti per superare quel 5% che è troppo poco di finanziamento alla salute mentale, per proprio finanziare il lavoro di queste equip territoriali con una figura che è uno psicologo all'interno. In questa maniera il Veneto potrebbe far sì che l'accesso alla cura, alla salute mentale, anche per chi non se lo può permettere, sia pubblico. Era l'ultimo servizio per questa sera, grazie per averci seguito. Tra poco l'edizione di Venezia e ora le previsioni del tempo per domani. Una buona serata, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Benvenuti al meteo. Pressione in calo, affluiscono venti più freschi dal nord Europa. Ci attende un weekend con tempo incerto e dai forti contrasti termici. Vediamo il dettaglio di domenica 7 agosto. Sul Veneto prevale una situazione variabile, avremo un'alternanza di nuvole e rasserenamenti, con temporali anche forti sui monti, ma possibili anche sul resto della nostra regione. Fenomeni meno probabili sulla costa e sui settori più meridionali. Attenzione a rovesci localmente intensi e violenti. Vediamo anche le temperature che saranno in calo, minime tra 17 e 23 gradi, massime invece comprese tra i 28 e i 31 gradi all'incirca.
Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Sarà buono inizialmente, poi piogge in montagna con il coinvolgimento anche dei restanti settori. Bora moderata sulla costa, sostenuta sul Carso e a Trieste. Temperature minime tra 21 e 24 gradi, massime intorno ai 30-31 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo poche novità. Sin dal mattino precipitazioni piuttosto diffuse, non si escludono al pomeriggio pause più asciutte. Temperature minime intorno ai 16-17 gradi, massime sui 28 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.